Cari amici, ben ritrovati, Eventi del Territorio. Quest'oggi è a Quero, siamo alla festa di fine estate e siamo in compagnia del vice sindaco di Quero Vas, Katie Bavaresco. Vice sindaco, una festa che anche quest'anno la Proloco ha voluto portare avanti per una promozione del territorio vera e pura che l'amministrazione sostiene appieno. Certo, diciamo che c'è un'ottima collaborazione con la Proloco di Quero e la nostra amministrazione proprio per incentivare queste iniziative di sostegno al territorio e di promozione. D'altronde nel nome Proloco esiste già Proloco, quindi per il nostro territorio. Questa festa in particolare, che noi chiamiamo festa di fine estate, è importante perché è il momento conclusivo di tutte le manifestazioni che nel nostro comune sono state fatte in questo periodo. Ed è importante perché è un momento di ritrovo per la comunità, sia la parte storica della Proloco che i giovani che ieri sera hanno fatto una bellissima festa, hanno collaborato per la buona riuscita e come vediamo anche oggi c'è abbastanza movimento, ci sarà poi la Proloco che cucinerà per tutti, quindi direi che è l'ennesimo motivo di orgoglio per il nostro territorio e per la collaborazione che abbiamo con le associazioni del territorio, che ringraziamo assolutamente. E ringraziamo anche noi, ringraziamo la Proloco e l'amministrazione di averci ospitato anche quest'anno, quest'oggi, qui in questa bellissima manifestazione. Diamo appuntamento ai telespettatori per il prossimo anno, sicuramente ci saranno tantissime novità e noi saremo qui con voi. E noi vi aspettiamo e vi ringraziamo.